Buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza sull'agricoltura naturale. Ieri con gli chef si diceva che è importante fare dell'ottimo olio, delle ottime olive, dell'ottimo vino e degli ottimi prodotti, ma se riusciamo a farli sani è molto meglio. Noi come associazione da un po' di anni spingiamo per ritornare un po' al passato. Nei dolci le nostre nonne facevano i dolci con l'olio di oliva, poi si è passato ad alti grassi e chissà perché da un po' di anni si sta riscoprendo e sta uscendo che alcuni grassi non sono proprio adatti. Proprio in questi giorni c'è una battaglia, c'è una riscoperta di una battaglia contro l'olio di palma. Senza noi essere contro nessuno, noi siamo per, e quindi da anni spingiamo per stare attenti a cosa si usa. Sta uscendo che non tutto oro quello che luccica, sta uscendo che noi spesso si acquista male, al di là del prezzo, perché il prezzo è sicuramente importante e stiamo attenti tutti oggi al prezzo. Ma è anche vero che se noi facciamo i conti di quanto si spende sull'alimentazione nel nostro budget, se veramente noi ci segnassimo su un foglio di carta quanto spendiamo per l'alimentazione e per tutto il resto, dai cellulari alle tv, alla nostra vita di ogni giorno, che sono cose buone, ci mancherebbe, però veramente l'alimentazione ha una percentuale di spesa molto bassa. Quindi sarebbe bene rinterrogarci su cosa abbiamo intorno a noi in casa e cosa invece ci mangiamo ed entra nel nostro corpo. Questo è importantissimo. E quindi come associazione siamo legati noi fondamentalmente all'olio, ma poi l'agricoltura sotto certi aspetti e le basi è uguale per tutto, e poi Fabrizio ci dirà se è vero o no, e noi spingiamo molto su questo. E quindi è giusto riscoprire alcune tecniche, alcune cose molto importanti. Lo facciamo con Fabrizio Daldi, che oltre ad essere un consigliere dell'associazione Luro di Taggia, ha un'azienda agricola e è anche segretario della sezione Ligure dell'Associazione Nazionale Biodinamica. Prima di lasciargli la parola, lascio però la parola a una nostra amica che ci siamo conosciuti ieri, è una giornalista, lei gira più di noi sicuramente, e gli abbiamo chiesto di portare una sua testimonianza su quello che fuori dalla Liguria si fa in agricoltura. Noi forse abbiamo un po' un retaggio dei fiori, dove nei fiori si stava magari poco attenti al biologico, al naturale, vuoi perché non si mangiavano, vuoi perché forse l'attenzione all'ambiente era un po' posta in secondo piano, e quindi ci siamo forse abituati a una certa modo di coltivare. Fuori dalla Liguria non è sempre stato così. Lascio la parola. Buongiorno a tutti, la mia è una semplice testimonianza. Ho avuto la fortuna con questo lavoro di poter girare molto l'Italia, tutte le regioni. Io mi occupo di vino, di gastronomia, anche di olio. Ho fatto parte di commissioni di degustazione per alcuni premi, tra cui il Sol d'Oro, che è quello dei Mastri Oleari. Dunque la mia testimonianza è una cosa semplicissima. Vi posso dire anche il produttore siamo nella zona di Strongoli, quindi provincia di Crotone. Lui da 20 anni fa ha cominciato con bio, poi è diventato biodinamico, perché si è accorto che dandogli pesticidi sulle piante eccetera, purtroppo è stato ricoverato in ospedale perché è stato intossicato. È stato quasi una settimana in ospedale, e allora da lì ha riflettuto, però questo è stato uno dei primi, e ha detto: ma la mia vita, a parte me stesso, ma anche i miei figli, l'ambiente eccetera, perché io devo distruggere tutto, no? Ci sarà un altro modo, che poi è il modo in cui l'uomo ha portato avanti l'agricoltura da millenni. E quindi è ritornato, ha fatto questo percorso di via tutto. Certo, una volta gli è costato una raccolta di una varietà, perché le avversità gli avevano rovinato le uve, e comunque lui adesso ha ovviamente
io parlo di uve, però sugli olivi diciamo ci siamo abbastanza. L'erba che è importantissima perché c'è il microambiente, ci sono gli insetti buoni, c'è la competizione, c'è l'azoto che poi, lo sapete meglio di me, no? Con alcune leguminose tra i filari viene recuperato, viene sotterrato e quindi dà l'azoto necessario alla pianta. Lui ha piante sane, quindi trattamenti quasi zero, uve molto belle. La pianta si organizza da sola, certo, va seguita, va potata perché comunque è una forma che l'uomo ha fatto per se stesso, per raccogliere, non ha lasciato l'alberello naturale. E quindi lui tra l'altro, adesso parliamo pure di guide perché sono importanti anche quelle, ha 2-3 bicchieri di gambero rosso, quindi voglio dire è stato riconosciuto anche il suo lavoro. Ecco, poi invece per quanto riguarda l'olivo, poi parlerà ovviamente chi ne sa più di me, c'è la tendenza a lasciare diciamo pulito un pochino sotto la chioma per il problema della raccolta, ma non tutti fanno così, ma comunque l'importanza di avere l'erba, questo ho visto che fa parte anche della vostra cultura, è difficile trovare in Liguria degli ulivi proprio senza copertura erbosa, però invece in Puglia, se qualcuno è stato, ha visto che l'olivo è puro, semplice e dappertutto c'è terra e basta, e ovviamente non va bene. Che dire, questo mondo è bellissimo, se riusciamo a conservarlo, a star bene noi e a far star bene i nostri figli, ben venga, insomma. Buon lavoro, grazie. Allora, buongiorno, veniamo a noi. Io mi trovo meglio con una pala in mano piuttosto che col microfono. Mi ci abituerò nel tempo, però mi viene veramente difficile. Intanto, come diceva Luciano, sono un contadino della zona, partito 23 anni fa, quando ho finito la scuola, in convenzionale, per cui lo conosco molto bene, si spruzzano veleni, si uccide tutto quanto. Piano piano, non so neanche io come, comunque ho sempre avuto una spinta a cercare di andare in una direzione diversa da quella, diciamo, imposta dalla società dove viviamo, per cui piano piano sono uscito fuori da questo metodo agricolo che è quello convenzionale, dove non si risolveva, e vedevo benissimo, e lo vedono tutti, che non si risolvono mai i problemi, cioè utilizzi delle molecole di sintesi che uccidono e devi utilizzarle di continuo, fra l'altro non risolvendo dei problemi, perché uccidendo tutto, la biodiversità che c'è, prima o poi escono fuori degli insetti resistenti che non ti togli da mezzo. Infatti il problema grosso che hanno in giro ancora adesso le persone che coltivano in maniera convenzionale possono essere i tripidi, la mosca bianca, il ragno rosso, e non riescono a levare, come una grossa varietà di funghi, cosa che in un'agricoltura naturale, come diceva la signora, spariscono. All'inizio è un pochettino difficile riuscire a fare il passaggio. Ad esempio, se uno volesse fare da convenzionale a biodinamico, si porta dietro i problemi che si è creato prima spruzzando biocidi, cioè uccisori di vita di vario genere, pesticidi, possono essere fungicidi, insetticidi, geodisinfestanti, e questo uccidere la vita leva della biodiversità e indebolisce comunque la pianta, perché si dà qualcosa che è contro la vita, e anche se non si vedono subito i risultati sulla pianta comunque si indebolisce, per cui sei sempre costretto a darne sempre di più, variare il principio attivo, mentre invece in un'agricoltura organica, naturale, ecologica, questo non succede, le piante sono più forti e di interventi magari ne fai uno con sostanze naturali invece di farne 10, per cui quello che ho visto io è che è più facile coltivare in maniera ecologica. Allora, per agricoltura ecologica cosa si intende? Cosa intendo io? Non è solamente la questione che come si dice, non si inquina l'ambiente. Ecologico, lo dice la parola. Oikos è formata da due radici greche, oikos e logos. Oikos vuol dire casa, ambiente, e logos è uno studio, un discorso sull'ambiente, quindi è più un'agricoltura che studia l'ambiente in cui viviamo, che è la biosfera, e le interazioni fra esseri viventi. Il biologico intende più lo studio della vita, magari prendendo in considerazione i singoli esseri viventi, invece noi che facciamo agricoltura dobbiamo prendere in considerazione l'interazione che avviene
fra gli esseri viventi che sono su questo pianeta e anche le forze magari sovrasensibili che influiscono sulla vita di questo pianeta, un concetto un pochettino più sofisticato, un po' più difficile da raggiungere, però seguendo un certo percorso poi si arriva a capire anche questa cosa qua. Quindi non tiene conto solo della biologia dei singoli esseri viventi, ma anche le interazioni fra gli stessi e l'ambiente in cui vivono. In questo tipo di agricoltura comunque si usano solamente sostanze, organismi e forze presenti in natura, quindi non sono molecole di sintesi. Molecole chimiche sono anche quelle naturali, però quelle naturali arrivano da un processo biologico, passano attraverso anche le sostanze, attraverso il metabolismo di esseri viventi e quindi si dice che vengono organicate, hanno molta più affinità con la vita, mentre le molecole chimiche di sintesi che si spruzzano solitamente e anche i concimi chimici di sintesi NPK che si danno al terreno non sono mai stati passati attraverso un processo di organicazione, sono molecole morte fatte in laboratorio, solo sintetiche e hanno poca affinità con la vita. Questo metodo di ragionamento e di applicazione di tecniche e sostanze in agricoltura è sostenibile sotto molti punti di vista, sotto tutti i punti di vista. Intanto quello ecologico contrasta l'inquinamento del pianeta. La base di tutto è la compostazione della sostanza organica, quindi il riutilizzo della sostanza organica che viene messa nel terreno. Sostanza organica vuol dire che le piante quando si costituiscono assorbono carbonio, assorbono CO2 dall'atmosfera e si costituiscono. Se noi le bruciassimo questa CO2 viene rimandata nell'atmosfera. Compostandole noi conserviamo tutta la sostanza organica, quindi anche il carbonio che emettiamo come nutrimento dei microrganismi e gli organismi presenti nel terreno. Per cui c'è anche un fisico, Levins mi sembra che si dice, che si chiami, che ha affermato che se tutta l'agricoltura fosse fatta in maniera organica, compostando sostanza organica, Amory Levins mi sembra che si chiama, si risolverebbe il problema del surriscaldamento globale, perché la CO2 nell'aria si abbasserebbe tantissimo, quindi si abbasserebbe il problema dei gas serra. In più non ci sono inquinamenti delle falde, queste molecole chimiche di sintesi sono magari state copiate dalla natura, però sono fatte per perdurare nell'ambiente, anche se ci sono i tempi di carenza dichiarati, poi bisogna vedere anche lì lo studio sui tempi di carenza com'è, però quando questi tempi di carenza sono fatti in laboratorio, non sono in un ambiente naturale, per cui immaginatevi voi quando spruzzate una sostanza, anche il rogolo, poi ci piove sopra, questa finisce nel terreno, non è più a contatto con gli agenti atmosferici, la luce che lo degradano, ma finisce sottoterra e di sotto anche i metaboliti in cui si trasforma prima di annientarsi del tutto ci mettono molto più tempo, per cui sottoterra nelle acque profonde specialmente si ritrovano residui di tanti tipi e poi vedremo uno studio dell'ISPRA che è uscito fuori un rapporto ad aprile 2016 che ne parla. In più i processi di sintesi delle molecole velenose che si danno, anche dei concimi, sono altamente inquinanti e richiedono tantissima energia. Invece la trasformazione opportuna delle sostanze naturali che ci sono, quelle non richiedono energia, richiedono un po' di impegno da parte dell'agricoltore. Sotto il punto di vista, ad esempio, l'esempio della Caffaro di Brescia, si parla della terra dei fuochi a Napoli, ma ci sono luoghi in Italia che sono anche peggio, perché la Caffaro di Brescia, che produce la polvere Caffaro e roba utilizzata in agricoltura, ha inquinato tantissimo quei luoghi, ha prodotto un sacco di PCB, policlorobifenili e di diossina in quell'ambiente, roba che adesso mettono della plastica sui prati e i bambini non possono accedere a certi parchi perché sono veramente presissimi, e quindi noi non ce ne rendiamo magari conto, ma quando andiamo a comprare una molecola di sintesi vuol dire che c'è una fabbrica che l'ha fatta e quella fabbrica magari ha avuto processi per cui ha sintetizzato, con i quali ha sintetizzato quella molecola, o quelle molecole ne producono veramente tante, sono stati molto inquinanti anche per l'ambiente. Quelle scorie dove vanno messe poi? Sotto il punto di vista economico si compra molto meno mezzi tecnici,
c'è molto meno esborso di soldi, perché le pratiche come il compostaggio ci metti più manodopera tu, ma ricicli sostanza organica, è sempre un riciclare la sostanza, per cui va a costare molto meno. In più, ad esempio, le concimazioni minerali vere che si fanno utilizzando polvere di roccia, che poi vedremo, sono poco costose, perché la triturazione di una roccia non è un brevetto di una molecola di sintesi, non è un processo biologico, un processo chimico inquinante come la produzione di un concime NPK, per cui trovando le opportune fonti, perché poi c'è anche gente che le vende care, ma costano poco, e l'agricoltore costa molto poco. È un'agricoltura che fa spendere meno soldi, ma ci vuole più tempo per applicarla. E esborso di prodotti di elevata qualità a prezzi più giusti. Fra l'altro, quello che si ottiene dall'agricoltura naturale è un prodotto di altissima qualità. Quando tu lo vai a vendere, non tutti lo percepiscono, non tutti ci fanno attenzione, ma è veramente, si sente che è più buono. Prodotti biologici, biodinamici sono prodotti di qualità incredibilmente più alta. Quando una persona li assaggia è anche disposta a pagare qualcosa di più per quei prodotti lì. Sotto il punto di vista sociale, a parte che produce cibo sano, e quello lì dovrebbe essere la cosa fondamentale, non utilizzando veleni persistenti, quello che ottieni è cibo molto più sano. I residui di pesticidi nei cibi sono molto sottovalutati, anche la questione degli OGM, ad esempio, fanno dei mais o dei grani che sono resistenti al glifosato, ad esempio, un erbicida. Questo vuol dire che è fatto perché quando il contadino coltiva, quel glifosato lo può utilizzare tranquillamente, perché fa male alle erbe infestanti, diciamo, e non fa male alla coltura, però poi è anche sistemico, cioè entra nella piante. Quando va a raccogliere quel grano, pensate che non ci sia glifosato dentro? Quindi vanno a finire nei cibi, è che non c'è un granché di controllo su quella questione lì, perché sennò sarebbe, qualcuno inizia a dirlo adesso in giro. Anche ieri c'era il professor Massimo Conio, un medico di Sanremo, che faceva presente la qualità dei cibi quale deve essere. Se sono coltivati con molecole morte, con concime NPK, non sono di qualità esagerata. Infatti i cibi biodinamici e biologici, se fatti bene, si sentono che sono proprio più buoni. In più, quello che si usa all'interno di questo tipo di ragionamento in agricoltura, vari tipi di agricoltura ecologica, è sempre tanta etica e sostenibilità sotto tutti i punti di vista. Costa meno i mezzi tecnici, ci devi mettere più manodopera dentro, però richiede anche del personale che ad esempio nel compostaggio ci devi mettere un po' di tempo del tuo, perché nel compostaggio devi fare in modo che i processi di trasformazione, di compostaggio, i microrganismi che trasformano la sostanza organica morta siano di decomposizione e non di marciscenza, per cui devi conservare tutta la sostanza, e allora qui devi girare i cumuli ogni tanto, li devi andare a controllare, devi guardare che non siano troppo asciutti, troppo umidi, richiede un po' di tempo, però la quantità di humus e di concime organico che esce fuori è molto maggiore, è molto più economica rispetto anche solo ad andare a comprare un concime pellettato, compostato pellettato. Alla fine ottieni una parità di prezzo 10 volte la sostanza organica che puoi inserire nel terreno, però ci vuole un po' più di lavoro, ci vuole un po' più di preparazione anche del personale che si utilizza in campagna. Però ad esempio gli operai che sono da me sono molto soddisfatti del metodo che utilizziamo, perché gli danno molta soddisfazione. Allora, che richiede più impegno e dà soddisfazione, l'ho detto, è applicabile a tutti i tipi di coltivazione, non è che qua si parla di coltivazione di vegetali, anche ragionamenti all'allevamento di animali è applicabile a tutti gli animali, per cui non è che uno ha una coltivazione che è più difficile dell'altra. Naturalmente se coltivi dei cereali come il grano o il frumento richiederà meno humus, se coltivi degli ortaggi richiederà più humus, perché le piante assorbono sostanza organica compostata in maniera magari diversa come richiesta loro, però diciamo non cambia nulla. Fra l'altro la coltivazione della vite e dell'olivo è piuttosto semplice rispetto a quella degli ortaggi,
Quindi fare una buona agricoltura ecologica in una coltivazione di olivo o di vite, qua si parla anche di moscatello di Taggia, è proprio facile. Come parlavo del compostaggio, è importantissimo il punto di partenza, cioè il cercare di creare humus o qualcosa di molto simile all'humus da mettere nel terreno. Mettendolo nel terreno e non utilizzando geodisinfestanti, si ottiene che si sviluppa una certa vita nel terreno. Ci sono una grossissime quantità di microrganismi, di lombrichi, di insetti che comunque mangiano e producono humus, per cui quella vita nel terreno lì a noi conta molto. Non dobbiamo pensare di microrganismi, non dobbiamo intenderli come dei microbi. All'interno dei microrganismi ci sono quelli che si possono intendere microbi, sono una piccolissima parte, che sono microrganismi patogeni, sia per le piante che per gli animali, ma noi dobbiamo utilizzare la larga parte, che sono microrganismi che aiutano gli organismi sia animali che quelli vegetali, e noi dobbiamo mettere in atto delle pratiche che fanno sviluppare quelli inibendo gli altri. Come dicevo, i processi biologici devono essere rigenerativi e non degenerativi, e con la propria opera l'agricoltore può fare la differenza. A questa maniera, non utilizzando insetticidi, fungicidi, geodisinfestanti, che si possono definire pesticidi o biocidi, non uccidendo gli esseri viventi che sono presenti, non con quella tendenza lì, fungicidi, adesso usano anche uccidere i batteri perché si creano dei problemi anche sui vegetali con degli antibiotici, anche il rame non è una sostanza un granché, anche se fosse quello naturale uccide un po' troppi batteri, anche quelli buoni. Non uccidendo nulla si crea una biodiversità in 1 anno, 2 anni, 3 anni, quello che ci vuole, in modo che ci sia un equilibrio fra i microrganismi o gli organismi, anche insetti, che sono patogeni e quelli non patogeni che aiutano nella coltivazione. Non ci creiamo più un granché di problemi. Invece quando vai a spruzzare un biocida, vi dico, si uccide un sacco di cose, prima o poi un sacco di organismi dannosi e anche utili, fino al punto in cui si sviluppa poi qualche patogeno resistente e che non ce lo togliamo più dai piedi. Quando si parla di agricoltura ecologica ci vuole un po' più di impegno, perché questi argomenti sono da approfondire e anche le azioni, i sistemi da utilizzare in modo un po' più in maniera, ci vuole un po' più di impegno e bisogna ascoltare un po' di più, si fa un po' di più di fatica. Invece nel convenzionale, dove ci sono pesticidi, di solito si tende a chiedere: io ho il problema della mosca, come lo risolvo? Dimmi qualcosa per risolvere quel problema lì, e allora ti danno il prodotto per risolvere il problema della mosca. Ma se voi guardate non si risolve mai il problema della mosca, perché bene o male c'è sempre, a meno che non ci fai la doccia parecchie volte, ad esempio col dimetoato sulle olive. Invece quando si usa un'agricoltura naturale i problemi tendono a non rivenire fuori, si usano sostanze che sono repellenti più che insetticide, ad esempio, e non ti crei tutti questi gran problemi. Per cui vi dico, è molto molto semplice lavorare in quella maniera lì, però devi approfondire gli argomenti. Ad esempio, se io vi dicessi utilizzate dell'olio di neem per la protezione delle piante, che è una sostanza naturale estratta da un albero, la Zadiracta indica, che all'interno ha delle sostanze repellenti molto funzionanti, voi andate fuori e chiedete vorrei dell'olio di neem, vi vendono dei prodotti che sono invece chimici di sintesi, punto, spacciandoli per olio di neem. Fra l'altro sopra non c'è neanche scritto. Invece quello che dobbiamo andare a studiare noi è com'è l'olio di neem vero, che poi è un olio tipo quello di oliva che solidifica a 19-20 gradi. Allora quando vai a comprare un prodotto guardi il colore, guardi se effettivamente quando è sotto quella temperatura lì solidifica, allora riesci a capire se è una sostanza vera, perché in giro non basta che ci sia scritto un'etichetta bio per essere bio davvero. Adesso si usa, poi a parte le mode, ma le etichette sono qualcosa di terribile, perché ti mettono un'etichetta bio sopra un concime NPK e tu lo compri e lo dai e poi dici il bio non funziona. No, devi capire quel concime come è fatto, devi partire da capire che il concime deve partire dalla compostazione della sostanza organica, sia vegetale che animale.
per cui non si può fare un'agricoltura di tipo superficiale, bisogna capire anche le pratiche che si fanno, perché si fanno, ci sono spiegazioni dietro per ogni cosa. Quindi, come dicevo, non tende a uccidere la vita ma a rispettarla e indirizzarla a favore dell'uomo. Nell'agricoltura ecologica si possono intendere diversi tipi. Intanto è un'agricoltura che utilizza solo sostanze naturali, punto. Quindi non inquina, ma anzi aiuta l'ambiente. C'è l'agricoltura biologica, che è regolata a livello, una normativa a livello comunitario dei regolamenti CE 834 2007, 889 2008 e altri, dove dà delle linee guida che poi gli stati recepiscono facendo una normativa diversa, leggermente diversa per ogni stato. E questa qui è un'agricoltura biologica normata. È la base, secondo me, è lo standard minimo di coltivazione. Cioè, quello che dice l'agricoltura biologica si potrebbe anche migliorare, però è lo standard minimo di coltivazione. Al di sotto di quella non si può parlare di qualità, perché il concetto di qualità in un'agricoltura convenzionale non può esistere. Se uno va ad approfondire l'argomento si accorge che prodotti convenzionali hanno una qualità inferiore, sia ponderalmente, e poi dopo c'è uno studio che vi farò presente, sia energeticamente inferiore. Poi c'è la biodinamica, che è un tipo di agricoltura che è basata su quello che Rudolf Steiner, un filosofo antroposofo dell'inizio del Novecento, ha voluto donare alla gente. Ha fatto purtroppo solo una conferenza dove ha dato degli input che poi sono stati in seguito sviluppati da altri agricoltori, perché purtroppo nel 24 ha fatto la conferenza, ma nel 25 è morto avvelenato, per cui si è sviluppata grazie a delle persone con una determinata percezione, ma quello che ha detto, quando mi ci sono approcciato, anch'io ero diffidente, senza pregiudizi mi ci sono approcciato, però è interessantissimo, difficile da capire all'inizio, specialmente in un mondo molto materialistico, ma effettivamente funziona alla grande. In biodinamica, quelli che l'hanno capita, ci vuole un po' di più che capire un'agricoltura biologica, però quelli che l'hanno capita hanno messo su aziende grossissime. C'è Alex Podolinsky, che è stato da bambino, quando Rudolf è nato nel 24, anche lui è stato allievo della moglie di Rudolf Steiner, per cui è sempre stato inserito nell'antroposofia, in quello che ci gira fuori, che ci girava intorno. Ha sviluppato tantissimo questo tipo di agricoltura, donandola fra l'altro, nel senso che non si è mai fatto pagare per le conoscenze che ha dato in giro, e a questa maniera, siccome dopo è dovuto scappare dalla Germania quando c'è stato il problema della seconda guerra mondiale, si è trasferito in Australia. Adesso in Australia coltivano 3 milioni di ettari a biodinamica, non è una cosa da poco. Sechem è una cooperativa egiziana dove Ibrahim Abdullaish è stato un egiziano che da piccolo ha vissuto, mi sembra, in Austria, per cui ha imparato quei concetti. Una volta grande si è trasferito giù a una cooperativa in Egitto dove coltivano nel deserto e danno lavoro a, mi sembra, 12.000 persone, qualcosa di grossissimo. Vi dico, l'agricoltura in convenzionale non sarebbe possibile, perché ti crei dei problemi e non li vai mai a risolvere. In un'agricoltura naturale i problemi non te ne crei, puoi coltivare tantissimo. Io quello che ho fatto, sono partito 23 anni fa con 10.000 metri quadrati, dove avevo un sacco di problemi, erose fuori suolo, cioè era un macello, il fuorisuolo veramente usi concimi chimici di sintesi, hai le piante deboli, devi pompare pesticidi e non risolvi mai il problema. Piano piano uscendone fuori, adesso coltivo 40.000 metri perché ci siamo espansi nel tempo con molta meno fatica, cioè va avanti tutto da solo, qualche piccolo intervento di repellente, ma va avanti tutto da solo. Per cui in convenzionale non puoi pensare di coltivare, avere una cooperativa che coltiva 3 milioni di ettari, col biodinamico sì. Adesso capirlo magari diventa difficile subito, ma si capisce con un percorso andando avanti, ma quando l'hai capito come fare poi riesce a coltivare tanto. Un pochettino di studi li ho fatti anche sulla permacultura promossa da Bill Mollison, su quell'agricoltura sinergica dalla ASELIP, l'agricoltura naturale di Fukuoka. Bene o male dicono tutti le stesse cose, alcuni con concetti un po' diversi, ma bene o male dicono tutti le stesse cose.
Anche la tecnologia EM dei microrganismi effettivi è un validissimo aiuto che si può utilizzare in combinazione anche con la biodinamica o con l'agricoltura biologica, e sono tutti tipi di agricoltura a basso costo, per cui quando li fai non ti costa un botto come l'agricoltura convenzionale costa caro, perché ci spendi un sacco di soldi in mezzi tecnici che vai a comprare. La tecnologia EM è stata studiata negli anni 80 dal professor Teruo Iga, che è un giapponese, che ha messo assieme un cocktail di microrganismi, tutti non patogeni naturalmente, sono lattobacilli, quelli che abbiamo nell'intestino noi, batteri della fotosintesi, lieviti, che quando vengono spruzzati nell'ambiente in diversi posti, anche sul compostaggio oppure nell'ambiente, si usano per le pulizie di casa, per tutto, creano un ambiente molto antiossidante, molto rigenerativo. In più non si spiega neanche lui come mai demoliscono le molecole chimiche di sintesi, oltre che le molecole chimiche naturali, sono molto utilizzate nel compostaggio. Ad esempio, Beuzi, l'impianto di compostaggio che abbiamo qua di sopra, dove i giardinieri ci portano i vegetali, scarti delle potature, roba del genere, aveva dei grossissimi problemi di puzza, perché c'era marciscenza. In natura, bene o male, siccome non rivoltavano i cumuli che hanno, cioè è un lavoro molto impegnativo quello, rivoltare i cumuli, si creava una marciscenza che creava una puzza incredibile. L'hanno risolta utilizzando i microrganismi effettivi, perché uno gliel'ha indicati, ma provate a usare questo. Adesso se voi andate a Beuzi non c'è più puzza, perché non c'è più marciscenza, c'è decomposizione. In più, quando voi andate a ritirare quel trito vegetale, che non è compost, è trito vegetale, poi da compostare, lo ritirate, lo prendete già con i microrganismi effettivi dentro, quindi sono già, come si dice, i processi biologici di quei vegetali sono già impostati sulla decomposizione e non sulla degenerazione. Utilizzati in campagna non vedrete voi l'effetto immediato, perché noi nel convenzionale devi sempre risolvere un problema, non esiste quello nell'agricoltura naturale, perché non ci sono tutti questi problemi. Quando inizi a utilizzare queste sostanze vedi che l'azienda va avanti da sola, ci può uscire fuori anche la bollata di afidi, ma non è un problema, e poi magari ci trovi le coccinelle sopra o le larve di coccinelle che se li mangiano e ti risolvono il problema. In più immaginate in un'agricoltura naturale buttare dentro degli insetti, ci sono ditte che li fanno in laboratorio, te li vendono, costano un po' carucci, però li vendono, li metti in campagna. Noi in primavera 1, 2, 3 lanci di insetti utili lo facciamo, però li mettiamo in un ambiente dove non tendono a morire, perché non ci sono insetticidi. Invece quello che si chiama agricoltura integrata, utilizzi magari gli insetti quando dai gli insetticidi, utilizzi i funghi predatori di parassiti quando dai dei fungicidi, non può funzionare. Per cui anche sulla tecnologia EM c'è tutto parecchio da imparare e funziona benissimo. Adesso, le sostanze naturali utilizzabili quali sono? Perché se te fai agricoltura convenzionale vai e ti danno i fungicidi, i pesticidi, concimi di sintesi. Ok, in agricoltura naturale ce ne sono tantissimi anche. Intanto il primo passo da fare è imparare a compostare sostanza organica, perché quelle mangiano le piante non vogliono mangiare concimi NPK, azoto, fosforo e potassio, non sono così importanti. In un'agricoltura naturale sono microelementi, esistono in natura, ma non sono così importanti. Le piante si costituiscono con quelli, ma è più importante, come diceva Steiner, un ragionamento sul calcare, sulla silice e sull'argilla. Quelle, fra l'altro, si notano se uno insegna a vederle in natura su tutte le piante. Invece compostando sostanza organica vuol dire che prendi dei vegetali, o comunque anche il letame, sono vegetali mangiati dagli animali e poi le loro deiezioni sono vegetali messi in contatto con i microrganismi dell'intestino degli animali, quindi praticamente sono vegetali in contatto con microrganismi effettivi, per esempio. Il problema del letame è che ha l'urina, contiene dei sali, è utilizzato così direttamente, non fa bene alla pianta, la sbilancia e poi si indebolisce e poi viene attaccata da funghi e insetti, per cui anche quello non è. Però il letame compostato va benissimo. Se non ci fosse l'urina degli animali si potrebbe usare direttamente.
Ad esempio, io uso tantissimo i cumuli vegetali e la sostanza organica vegetale sotto pacciamatura. Praticamente sono piante, magari tritate e messe sulla superficie del terreno, che avevano già tutti gli elementi, azoto, fosforo e potassio, microelementi, si erano già costituite, carbonio, azoto, dentro c'è di tutto. Quando i microrganismi, attraverso i loro processi biologici e anche gli insetti del terreno, come i lombrichi, mangiano e producono humus, c'è già tutto il nutrimento lì dentro. I terreni, grazie all'humus che è un colloide, quindi ha una particolare affinità con l'acqua, lavora in una certa maniera, contengono più aria, più acqua, sono più soffici e le piante mangiano quando gli interessa mangiare. Le piante non vogliono mangiare di continuo, ci sono dei momenti in cui mangiano, solitamente bevono, un po' come facciamo noi. Hanno radici superficiali che servono per il nutrimento, hanno radici per sostegno e ricerca di acqua che scendono giù in profondità. Se noi mettiamo dei sali nella soluzione circolante, cioè sciogliamo dei concimi NPK nell'acqua, questi sali scendono anche nelle radici profonde, la pianta assorbirà sempre di continuo sali e quei sali fanno male alla pianta, li assorbe anche per osmosi, quindi non vorrebbe magari mangiare e lei mangia e assorbe sali, diventa debole e gli vengono su un sacco di problemi. Compostando la sostanza organica questo non succede, e per compostarla si possono usare dei cumuli, come cumuli biodinamici o spruzzando CM come su quei vegetali tritati di Beusi. Si può utilizzare della pacciamatura, che noi è la cosa più pratica che utilizziamo. Abbiamo tutti i terreni bene o male sempre coperti con 5 cm di pacciamatura vegetale, bisogna starci dietro a portarcela e quello lì occupa un po' di tempo, ma come si dice, gli scarti del magazzino, il trito di Beusi, che poi alla fine non costa molto, noi mettiamo dentro come pacciamatura tutte queste cose qua, vedi l'efficacia, perché poi escono i lombrichi a mangiarsela e allora in poco tempo dal terreno calcareo argilloso che abbiamo su in azienda, biancastro, i terreni diventano scuri perché c'è una grossa presenza di humus, acidi umici e fulvici, che sono cose molto nutrienti per le piante. Si possono utilizzare dei preparati biodinamici per dare fertilità alla terra e qualità delle piante. Lì siamo su un concetto un pochettino più astratto, ma effettivamente si vede l'efficacia, quindi è concreto. Per cui quello detto da Steiner non è una cosa facile da capire, ma è giusto iniziare ad approcciarsi, perché quando ci arrivi a capire come funziona, funziona alla grande. Come? È molto pratica, anche se sembra astratta, ma è molto pratica. Quindi ci sono dei prodotti come da spruzzare, preparati biodinamici come il cornoletame, il fladen, il corno silice, il corno zolfo, il corno argilla. Sono sostanze naturali opportunamente trasformate. Adesso questi concetti di trasformazione sono un po' sottili, però funzionano alla grandissima, per cui bisogna chiedersi come mai che funzionano, piuttosto che dire no, sono stupidaggini. 3 milioni di ettari coltivati in biodinamica in Australia, ad esempio, e anche qua in Italia, come diceva la signora, ci sono aziende che sono passate a fare biodinamica e funzionano alla grandissima, riesce a coltivare anche di più. Steiner, a parte che quando ha iniziato la conferenza ha fatto presente una cosa importante, ai suoi tempi, nel 1924 gli è stato chiesto di rinnovare l'agricoltura da dei contadini che notavano un peggioramento della qualità degli alimenti, anche come conservabilità, perché purtroppo poi vi farò presente che dal 1828, quando 1830, in quei periodi lì, aziende hanno iniziato a creare delle molecole chimiche di sintesi, che poi dopo sono state utilizzate sia nelle guerre che in agricoltura, che hanno creato un peggioramento dell'agricoltura. Prima del 1830 quelle sostanze non esistevano e i contadini utilizzavano queste tecniche che vi sto dicendo per coltivare. Bene o male, i concetti erano questi e riuscivano a coltivare alla grande, avevano dei terreni ricchissimi di humus, se non fosse stato così non gli veniva fuori niente. Infatti, leggendo un libro, ad esempio qua della zona, Una lingua d'olio, che mi ha dato Luciano, sotto la voce busa, perché c'era un vocabolario dei termini dialettali, facevano presente che sarebbe la deizione degli animali di grossa taglia, come forse devono essere le mule, faceva presente che nell'estremo ponente ligure
su 1000 abitanti c'erano 200 mule, più gli altri cavalli, asini, animali da tiro per il trasporto delle merci. Era vietato sulle strade comunali e statali la raccolta di queste buse, perché i comuni facevano un appalto in modo che ci fosse una ditta, qualcuno che li recuperasse, li ammucchiavano e li vendevano all'asta e ottenevano dei soldi dalla vendita all'asta. Praticamente chi coltivava andava a comprare quelle buse per poi compostarle e darle al terreno, quindi quello era il nutrimento, oltre a quegli animali che potevano avere loro e i vegetali magari che compostavano. Però il compostaggio era una cosa prima del 1800. Quando parliamo di vecchi contadini, di agricoltura di una volta, parliamo prima del 1800, non che nel 1950 c'erano vecchi contadini che sapevano come fare. No, non è una cosa, ma quando dice del 24, 1824 Scusa, Steiner nel 1924 ha fatto la conferenza. Ecco, quando dice prima del 1830 i concetti sono quelli, dice quelli di cui parlo, 1830 o 1930? 1830. Ah. Nel 1828 è stata sintetizzata la prima molecola di sintesi, l'urea, partendo non dall'urina degli animali, ma da 2 molecole di sintesi. Messe assieme ha formato l'urea, quindi è un composto che non ha la vitalità neanche dell'urea contenuta nell'urina, per dire. Steiner in quel periodo faceva presente che questa degenerazione era dovuta al fatto dell'uso di concibi chimici di sintesi. In agricoltura c'erano già, perché quelli che sono, ad esempio, i nitrati sono stati utilizzati per fare le bombe nelle guerre, esplodono, sono qualcosa di esplosivo. Noi qualcosa di esplosivo lo diamo da mangiare alle piante, non ha molto senso. In quel periodo lì Steiner faceva presente che le politiche economiche agricole erano fatte da gente che non aveva mai coltivato. Quindi come potevano sapere le esigenze dell'agricoltura gente che non ha mai coltivato? Purtroppo al giorno d'oggi siamo sempre nella stessa situazione, cioè noi contadini andiamo a chiedere come si coltiva della gente che magari non ha mai coltivato, la maggior parte è così. Quindi cosa ci possono dire se non indicarci la strada sbagliata? Non è che perché hai studiato, hai un titolo, tu sai come si fa se non l'hai mai messo in pratica, perché per sapere come si fa ti devi sporcare le mani, devi fare le tue prove. Comunque era la stessa situazione. E un altro concetto di Steiner era che le sostanze come la silice e il calcare sono molto importanti, costituiscono le piante e costituiscono la gran parte del minerale presente sulla terra, e vengono mediate dall'argilla, ma servono per distribuire determinate forze. Quindi è più importante sapere se, ad esempio, in campagna da me io ho terreni calcareo argillosi con poca silice dentro. Una cosa facile da fare è portarci dentro della silice tramite zeoliti o sabbia silicea. Vedremo che anche lo zolfo di miniera di una volta non era zolfo puro Enichem come è adesso. I prodotti di zolfo che si vendono in giro adesso sono zolfo chimico di sintesi. Invece lo zolfo di miniera di una volta era un silicato di zolfo. Il silicio è legato a tantissimi elementi, si trova in queste polveri di roccia, di solito sono fatte di silicio. Apportando questo silicio la qualità del terreno si modifica, sia la struttura che non il nutrimento che c'è lì dentro, e si riescono ad utilizzare determinate forze che in biodinamica vengono espresse. I sovesci sono qualcosa di molto importante. La signora prima parlava di erba sotto le piante. Gestita nella maniera giusta è quello di cui noi abbiamo bisogno, perché è sostanza organica che sfalciata e non portata via, come le potature delle olive, è un peccato bruciarle. Stai producendo CO2 quando tu potevi produrre nutrimento per il tuo terreno, quindi almeno con un biotrituratore tritarle e lasciarle sul terreno. Una volta, ad esempio, i sovesci si possono fare poi interrandole. Sì. Però triturando e lasciandola lì non c'è il rischio di una marcescenza? Ma noi i processi biologici che vogliamo che si attuino devono essere di decomposizione, non di marciscenza. Infatti adesso ti stavo per dire che quando tu fai lo sfalcio dell'erba e sotto gli olivi non serve interrarla. Se tu facessi un sovescio per
per la coltivazione del ranuncolo. Ad esempio, quando i ranuncoli adesso sono morti, non ci sono più le piante, magari levi i rizomi, ma non si può neanche fare per riutilizzarli, anche se sarebbe opportuno utilizzare quelli. Però potresti fare un sovescio prima di agosto, quando vai a ripiantare le altre piante, poi interrandole, ok? Invece sotto un oliveto quell'interramento magari non lo fai, però quando tu vai a sfalciare l'erba, sopra ci puoi fare dei trattamenti. In biodinamica ti puoi usare il 500 preparato di Podolinsky, quello australiano, oppure puoi utilizzare un preparato che si chiama Fladen. Ma si possono utilizzare ad esempio anche i microrganismi effettivi, spruzzandoli sopra, creano dei processi di decomposizione, non di marciscenza. Tu marciscenza non ne vedi. Come nei cumuli, anche solo fare dei cumuli di sostanza organica, anche senza spruzzarci, mettere preparati biodinamici o spruzzarci i microrganismi effettivi, come fai a non farli marcire? Li ruoti periodicamente, ogni qualche tempo, nel momento giusto li ruoti in modo che i processi siano di decomposizione e non di marciscenza. Quello che vogliamo ottenere noi è proprio decomposizione di sostanza organica. Se marcisce si perde ammoniaca, si perde il CO2, quegli odori che si sente alla puzza sono sostanza che si sta perdendo nell'aria, più ce n'è anche per lincidiazione, quindi stai perdendo sostanza. Invece noi la vogliamo conservare tutta, come ad esempio si sta parlando di fare per il trattamento della frazione umida, della spazzatura, si vogliono fare un biodigestore dove la sostanza organica viene fatta marcire per produrre metano, perché è uno di quei gas, quindi azoto che si perde. Quello che si otterrà poi fuori c'è un nome, quella digestione, diciamo, non è adatta per poi utilizzare in agricoltura. Infatti metà bisogna buttarla in discarica, metà farci un compostaggio in presenza di ossigeno, e quello che si ottiene comunque non è un qualcosa di buono. Se tutta quella frazione organica umida si compostasse in maniera da non farla marcire, e quindi in determinate condizioni facili da attuare, si otterrebbe fuori un concime incredibile, come il compost di casa. Se uno ha gli scarti vegetali di casa, dovrebbe metterli dentro la compostiera, aspettare che si trasformino e utilizzarli nel giardino, in campagna, dove vuoi, perché quello che noi mandiamo poi in discarica è tutto il nutrimento che si va a perdere. È un vero peccato, è importante compostarla. E ci sono anche per i sovesci prodotti e tecniche come quelle che ti ho detto, che serve per creare nutrimento e non marciscenza. Bisogna solo conoscerli approfonditamente e poi applicarli nella maniera corretta. Come vi dicevo, le farine di roccia, le concimazioni minerali non sono, in realtà non sono quelle fatte con i concimi idrosolubili, NPK, nitrofosforo, roba del genere. Minerali, si usano minerali presenti in natura. Le farine di roccia sono minerali opportuni minerali che vengono estratti, sono ricchissimi di nutrienti, ce n'hanno tantissimi. Sono bentoniti, che più che altro sono argille, zeoliti, basalti, utilizzati nel terreno, entrano nel metabolismo dei microrganismi, ad esempio, che mangiano quella frazione minerale con la frazione organica e producono un humus veramente ricco. Ci sono le alghe. Le alghe sono qualcosa di estremamente nutriente, sia per l'alimentazione umana che non per quella dei nostri vegetali o degli animali. Ad esempio, qualcosa che funziona alla grande è il litotamnio. Sono alghe calcaree, quindi uno va a pensare, se ci metti del calcare nel terreno ti farà male, ma voi pensate che se mettete 4 kg su 1000 metri di litotamnio possa cambiare la natura del terreno? Non la cambia la natura del terreno, sia che sia acido sia che sia alcalino, però nutre molto, perché il litotamnio arriva da un'alga rossa, il litotamio calcareum, che è un'alga corallifera che si costituisce, il suo scheletro, quella costituzione come un corallo. Un corallo sono minerali passati attraverso un processo biologico di un essere vivente, quindi sono molto affini alla vita, e quei minerali che ci sono dentro sono estremamente nutrienti per la pianta. La Scophilum nodosum, la Laminaria genus, la Laeconia maxia, ma sono ad esempio dei nomi di alghe utilizzate facilmente in agricoltura. Tra l'altro adesso vedo che sono aumentati tanto i prodotti che contengono questi tipi di alghe.
sono spruzzati anche sulla chioma, magari sono anche estremamente repellenti. In più, se uno spruzza del concime NPK sulle piante, la concimazione fogliare, indebolisci la pianta perché è qualcosa comunque che non è affine alla vita, e poi rischi di attirarti delle batteriose. Infatti nell'agricoltura convenzionale alcuni usano fare concimazione con concimi fogliari e poi vengono fuori delle batteriose incredibili. Quando invece sulla pianta spruzzi magari attraverso degli oli queste alghe oppure anche le farine di roccia, nutri comunque la pianta, non la opprimi e irrobustisci tantissimo. In più, ad esempio, la laminaria genus ha dentro la laminarina, che è un induttore di resistenza incredibile, cioè sostiene il sistema. Anche noi abbiamo un sistema immunitario che di solito opprimiamo, però se non lo opprimessimo noi ci difendiamo da soli dagli stress dell'ambiente. Anche le piante ce l'hanno e bisogna renderle forti in modo che siano resistenti alle avversità. Parlando di microrganismi, si parla anche lì sempre di batteri, lieviti, funghi di vario tipo. Questi si possono racchiudere in 3 tipi diversi: quelli simbionti, cioè che si legano alla pianta e si danno un mutuo aiuto, perché loro vivono grazie alle sostanze che la pianta produce, ma restituiscono comunque alla pianta minerali, come ad esempio i batteri azotofissatori. Vi dico un esempio su questi batteri: sono batteri che prendono l'azoto dell'aria, ne contiene circa il 70-74%, e lo rendono disponibile alla pianta. L'azoto dell'aria è un azoto morto. L'azoto invece che le piante vogliono mangiare è un azoto vivo, cioè passato attraverso un processo biologico, in questo caso attraverso batteri azotofissatori. Se fosse vero che la pianta dovrebbe mangiare azoto morto, non avrebbe bisogno di quei batteri, perché lo troverebbe nell'aria, ce n'è tantissimo, ma le piante non mangiano quello, quindi perché noi gli dobbiamo dare dell'azoto chimico di sintesi che è morto? È come l'azoto dell'aria? Già da quello ti fa capire che non esiste, è una cosa sbagliata. Batteri della rizosfera. Rizosfera vuol dire la zona intorno alle radici. Le piante non mangiano solamente con le loro radici, mangiano anche grazie a una serie di microrganismi, in questo caso batteri, che vivono in simbiosi con la pianta intorno alle radici, sciolgono i minerali presenti intorno dove la pianta scava e li danno come nutrimento alla pianta. Le micorizze, stessa cosa, sono funghi che vivono, ci sono funghi esterni, interni, endo ed ectomicorizze, vivono comunque o dentro la pianta o comunque subito fuori come batteri della rizosfera. Mandano in giro il loro micelio che scioglie i minerali del terreno e lo restituiscono alla pianta, che si nutre, e la pianta li nutre con gli esudati radicali, perché gli esudati radicali servono anche per nutrire i microrganismi che stanno lì intorno. Ad esempio c'è il tricoderma che funziona benissimo come protezione perché è un fungo antagonista di altri funghi. Quando è intorno alle radici delle piante le difende dai funghi patogeni. Tra l'altro i microrganismi come ad esempio i saprofiti sono quelli dei microrganismi effettivi. I lattobacilli che abbiamo nell'intestino noi e grazie a loro noi viviamo si possono definire saprofiti, nel senso che riconoscono la sostanza organica morta e si cibano della sostanza organica morta, trasformandola in nutrimento. Infatti i lattobacilli che vivono nell'intestino demoliscono grande parte di quello che ingeriamo e la danno come nutrimento disponibile ai villi intestinali. Senza di loro ne abbiamo circa un chilo, dagli 8 etti a 1,5 kg nell'intestino, la vita non sarebbe possibile. Da loro parte l'80% del sistema immunitario. Quindi la flora batterica intestinale, quella che si chiama bioma umano, è molto molto importante e di solito non è che lo curiamo un granché. Comunque ci sono anche i microrganismi parassiti, però parassiti di cosa? Se fossero parassiti dell'uomo sarebbero patogeni, se fossero parassiti delle piante sarebbero patogeni, ma se noi utilizziamo dei funghi predatori di insetti, noi utilizziamo dei parassiti di insetti che se ne nutrono, e ci sono dei funghi con preparazioni estremamente efficaci come la Boveria bassiana, il Leucalicinium muscarium.
sono funghi che opportunamente dati nell'ambiente naturalmente non si spruzza a 25 atmosfere come nel convenzionale, perché se voi mettete un essere vivente a 25 atmosfere in un tubo, quello scoppia, quando esce dall'altra parte tanta vitalità non ce l'ha. Applicato nella maniera giusta, ad esempio i funghi sappiamo che lavorano sottoterra dove c'è un ambiente buio e umido, noi li dobbiamo spruzzare alla sera in modo che abbiano tempo di agire, non li vai a spruzzare al mattino quando sopra ci scende un sole e un secco dell'accidente. Quindi bisogna usarli nella maniera corretta. Usati nella maniera corretta funzionano benissimo, però anche lì, come la Boveria Bassiana, ci sono preparazioni, mezzi tecnici che vai a comprare che funzionano e mezzi tecnici che vai a comprare che non funzionano, per cui quando esci fuori dici uso la Boveria Bassiana, quale preparazione usi di Boveria Bassiana? Perché devi fare delle prove. Io nella vita mia quello che ho fatto sono tantissime prove, sempre prove. Quando ascolto qualcuno non lo come adesso, non dovete prendere per oro colato quello che dico, dovete immagazzinarlo e se avete passione provarlo, perché bisogna sempre provare tutto, e quello che ho fatto io fino adesso è provare un sacco di cose, anche di prodotti che funzionano e no, anche se l'etichetta diceva che era la stessa cosa. Ci sono dei batteri predatori di funghi, quindi se uno ha problemi di funghi sulle piante, perché utilizzare un fungicida che uccide tutto? Si usano batteri come il Bacillus aeruginosa o il subtilis, che sono presenti anche nel terreno naturalmente, sono tutti organismi naturali questi, spruzzati sulle foglie, se c'è un fungo patogeno se lo mangiano. Spruzzato ad esempio sulla vite mi dicono che ci sono grossi problemi di mal bianco. Intanto ci sono grossi problemi, devi chiederti come mai, perché in teoria non ci dovevano essere, poteva esserci una bollatina qua e là, ci può stare nella biodiversità, ma grossi problemi non ce ne deve essere che ti piglia tutta la coltivazione, per cui c'è un errore agronomico a monte, magari ci ha dato dei concimi di sintesi come nutrimento, ha indebolito le piante, il fungo va sopra e se le mangia. Comunque anche in quel caso lì, se non risolvi il problema della nutrizione delle piante, se magari non ci metti dentro dei microrganismi, delle radici che iniziano a proteggerle e gli aiutano a nutrirsi, non risolverai mai il problema del mal bianco sulla vite. Partendo da quello, una spruzzatura con microrganismi, anche il tricoderma, è un fungo che solitamente sta nel terreno, ma spruzzato la sera sopra risolve il problema dei funghi patogeni. Ad esempio è utilizzato in giardinaggio dove ci sono i cancri del legno. Il cancro del legno è un fungo che si mangia il legno della pianta, col tricoderma risolve il problema, cosa che il fungicida non risolve. Come vi dicevo, si possono utilizzare insetti utili, predatori di parassiti, ci sono delle ditte che li producono in laboratorio, messi nell'ambiente loro si vanno a cercare il loro target, il loro obiettivo e se ne nutrono. Se non usi insetticidi, questi insetti comunque te li ritrovi in campagna, perché ad esempio escono fuori le coccinelle sono molto voraci, c'è una proporzione che mangiano molto più di un leone rispetto al resto, sono molto voraci sugli afidi e anche le loro larve sono molto, adesso non ci ho potuto mettere le foto, ma se no c'ho le foto di coccinelle uscite fuori a risolvere il problema, a risolvere una piccola uscita di afidi. Poi fra l'altro abbiamo gli afidi, è un problema magari che si ritrova nella verdura perché vengono allevati dalle formiche. Le formiche usano le uova di afidi, le portano sulle insalate e le fanno venire lì perché poi la melata che producono gli afidi loro se la vanno a mangiare, queste furbacchione, fra l'altro. Allora, la stessa vita presente nel terreno è un aiuto, quindi i lombrichi e gli insetti che producono humus, se tu non uccidi con geodisinfestanti, perché qua si usa anche quando si impiantano le colture di rannuncoli, usare una geodisinfestazione. Quelli che sono a meno impatto ambientale usano, per modo di dire, il vapore, che comunque bruciano dei gran litri di gasolio, però ci sono dei geodisinfestanti terribili che si usano, cercano di sterilizzare la vita nel terreno, quando non è quello il principio giusto. Bisogna portare la vita giusta, quella rigenerativa, all'interno del terreno, non sterilizzare tutto quando poi magari ti escono fuori dei patogeni resistenti e non te li levi più da mezzo. Ci sono anche dei prodotti omeopatici che gente che già li usa per la cura dell'essere umano si accorge che funzionano bene, ci sono ditte che lo fanno anche in agricoltura e danno un validissimo aiuto nella compostazione della sostanza organica, nella vitalità delle piante,
per la difesa contro insetti. Il principio è quello di utilizzare poca sostanza, poca materia, ma amplificare la forza di quella materia, e funzionano alla grande, anche se qualcuno può avere dei preconcetti riguardo a questo. Poi le piante presenti in natura si possono fare macerate, tisane, bicotti. In un'agricoltura naturale, magari in un'agricoltura di sintesi, l'effetto non lo vedi un granché, perché ti sei creato un sacco di problemi difficili da risolvere. In un'agricoltura naturale tante volte il problema, se ti viene fuori un piccolo problema, lo risolvi con niente, facendo dei macerati fatti bene, ad esempio quello di ortica. Un macerato fatto bene di ortica, con delle ortiche raccolte nel momento giusto, fatto nella maniera giusta, è molto efficace. E contro i funghi, ad esempio, il decotto di equiseto funziona molto bene. Anche questo qua Steiner ha spiegato come mai, perché l'equiseto è una pianta molto particolare, ricca di silice e zolfo. Sappiamo che lo zolfo ha un'azione contro i funghi, i patogeni, è molto presente all'interno di quella pianta. Anche la natura dell'equiseto arvense è molto particolare. Come vi dicevo, lo zolfo di miniera non è il zolfo Enichem che trovate nei prodotti a base di zolfo che trovate oggi, ma è un silicato di zolfo con altri elementi, e noi in campagna non lo usiamo come difesa delle piante sulle piante, perché non ne abbiamo problemi di funghi, ma lo usiamo come nutrimento per le piante. Ad esempio sotto degli agrumi un buon zolfo di miniera aiuta tanto la maturazione del frutto. Poi gli estratti di piante con sostanze attive ad effetto insetticida. Se proprio si deve uccidere, localizzato, perché c'hai naturalmente gli stress dall'ambiente arrivano, troppo secco, troppo freddo, a seconda delle piante questi stress possono arrivare, magari hai una bollata di afidi o di altri parassiti in un punto, si possono utilizzare degli estratti da piante, come dal Tanacetum cineralifolium, che è un piccolo crisantemino, si estraggono le piretrine, ma non sono solo le piretrine. Bisogna avere presente che nelle piante, che sono le fabbriche chimiche che interessano a noi, chimiche naturali, si estraggono dei fitocomplessi. Se compri un insetticida, ti vendono l'insetticida con una sostanza attiva, magari una dentro. Qui nel naturale di sostanze attive ce ne sono milioni, quelli che si chiamano fitocomplessi. Ci sono medici, fior di medici, che studiano i fitocomplessi anche per la cura dell'uomo, nel caso ce ne sia bisogno. Noi li utilizziamo nella cura delle piante quando ce n'è bisogno, quindi quelle piretrine estratte e quelle sostanze estratte da questo tanaceto, messe magari in una soluzione di olio vegetale, danno un effetto insetticida, che è quello che noto io, che è poco persistente nell'ambiente, perché il giorno dopo ci picchia la luce e l'effetto non c'è più. Per esempio sulle olive, se uno vuole dare a posto di dare del dimetoato, se dà dell'olio di neem mischiato con piretro naturale, sta dando un insetticida, uccidi, va bene, ma il giorno dopo non ci sono residui. Questo qui è veramente a residui zero, perché la luce lo degrada tanto. In più quello che ho notato io, non uccide la biodiversità, anche perché quello che succede lo vai a dare in maniera localizzata, non dappertutto, la biodiversità non ne soffre, di solito va a uccidere quei patogeni, è una cosa strana. Anche dalla sofora japonica, che è un'altra pianta, si estrae il matrina, che è una sostanza attiva, assieme a tutte le altre che contiene, che funziona bene. Poi in agricoltura biologica, anche nella normativa europea, sono previste utilizzo di sostanze prodotte da batteri o da funghi, come il Bacillus thuringiensis, è una tossina prodotta dallo stesso batterio, oppure lo spinosad da un fungo che è lo Saccharopolispora spinosa. Anche questi qua si possono utilizzare, noi li usiamo il meno possibile, perché comunque anche il Bacillus thuringiensis è una tossina che a noi non fa male, perché era chiusa dentro un cristallo che si scioglie solo in ambiente basico, e noi abbiamo lo stomaco che invece è acido. Invece le larve di Lepidottero, e questa è specifica solo per le larve di Lepidottero, i bruchi, hanno lo stomaco basico, questo cristallo gli si scioglie e vengono uccise dalla sostanza attiva, da questa tossina. Se però un contadino non sa che deve mantenere
questo Bacillus thuringiensis in una soluzione di acqua acida e lo dà in un'acqua a pH come abbiamo noi, che è pH 8,5, stai sciogliendo l'involucro, lo stai dando sulle piante, magari sull'insalata, e c'è la sostanza attiva pronta che quando la ingerisci poi fa effetto su di noi. Per cui bisogna sempre riuscire a capire le cose come funzionano per applicarle nella maniera giusta. Gli oli da utilizzare in campagna non sono quelli bianchi minerali che sono estratti e raffinati dal petrolio, quelli sono fitotossici comunque. Fate il conto di una cosa, le molecole di sintesi o anche gli oli minerali, sapete chi li ha provati bruciano se lo usi al doppio della dose, sono fitotossici, si usano a dosi più basse in modo che non lo siano. Invece gli oli vegetali come quello di soia o quello di neem, l'olio di neem è un toccasana da usare in agricoltura, quello vero, funziona tantissimo, si usa come veicolante, come adesivante, invece che usare sostanze chimiche di sintesi che fanno aderire i principi attivi sulla pianta, si usa l'olio di neem che ha una certa affinità con l'acqua, quindi si emulsiona molto bene con l'acqua, le miscele che vai a spruzzare rimangono ben appiccicate alle piante, ha delle sostanze attive incredibili, soprattutto repellenti, per cui è un olio che funziona molto bene. Si può usare anche l'olio di soia, ma lì su altri tipi di oli non ho molta esperienza, infatti mi trovo bene con quello e si spruzza, però gli oli da usare in campagna sono di tipo vegetale, estratti da piante, senza raffinazioni chimiche. Poi in un'agricoltura naturale funzionano molto bene gli oli essenziali, anche prodotti omeopatici a base di oli essenziali, come la citronella e l'eucalipto, ma ce n'è un fottio. Quando trovi la sostanza repellente per gli insetti e magari una certa categoria di insetti ha delle sostanze che li mandano via, quando trovi qual è, utilizzando quella proprio ti spariscono. Infatti i problemi non ce ne sono più di tanto, bisogna solo fare uno studio di quello che gli interessa a loro. Si possono utilizzare anche propoli e argento colloidale, che sono uccidono microrganismi patogeni e li uccidono alla grande, che fra l'altro si usano anche nell'alimentazione umana per la cura di varie patologie umane. Ci sono preparati biodinamici come la pasta tronchi, che difende il tronco dell'albero, costituito da elementi molto nutritivi, molto repellenti. Anche lì sopra ci sono come farla e come utilizzarla è qualcosa di estremamente interessante, ad esempio in olivicoltura. Ci sono studi in giro, come quello di Luca Lazzari del CREA sulle brassicacee, utilizzando tanti chimici hanno utilizzato lo studio di molecole naturali per poi brevettare delle molecole di sintesi. Ad esempio dal piretro che vi dicevo prima sono stati fatti i piretroidi, però i piretroidi sono molecole registrate che per 30 anni ci paghi sopra, come si dice, le royalty, mentre il piretro naturale non è possibile registrarlo. Una volta esisteva il Vapan, che forse qualcuno lo usa ancora oggi, però è vietato da parecchio tempo, però per tanti anni è stato autorizzato. Era isotiocianato di metile. L'hanno copiato dalle brassicacee. Le brassicacee, come la senape, quell'odore pungente che sentite, è isotiocianato di allile, una molecola leggermente differente, però è naturale, quindi non persistente nell'ambiente e non così tossica per l'uomo. Ma Luca Lazzari è partito da questo studio e ha creato tutta una linea di brassicacee da sovescio. Praticamente sono piante trappola, si trovano già in giro, anche in natura ce l'abbiamo, sono piante tipo la senape, vengono su, mentre crescono tenere vengono aggredite da vari insetti che ci sono, e gli insetti quando se ne nutrono muoiono, perché all'interno della cellula ha due molecole che si mischiano nell'acqua e formano un veleno fumigante. Grazie a questo metodo ci sono c'è anche una polvere che si sparge sul terreno, una volta che ci bagni crea isotiocianato di allile che fumiga, quindi, però è una sostanza che finisce nell'aria e non lascia residui, quindi è qualcosa di utilizzabile. Gli insetti utili, questo qua l'ho già detto? E allora dove siamo andati? Qua. Allora, poi le pratiche, questi qua un esempio di sostanze che si possono utilizzare, ma ce n'è un fottio e possono essere approfondite parecchio. Le pratiche agricole sensate che si devono usare, ad esempio, sono rotazioni colturali. Non è che possiamo pensare che noi mettiamo dell'insalata in un campo e poi continuiamo a metterci dell'insalata e quell'insalata lì
verrà coltivata in maniera facile. Adesso una pianta di olivo, logico che rimane lì, non stai a fare neanche pianta, però di solito nelle coltivazioni non bisognerebbe far ruotare la stessa cultura subito dopo, perché gli esudati radicali di quelle piante danno fastidio alle stesse piante, anche l'assorbimento di sostanze nutritive, insomma se ci si butta dentro dell'humus questo è molto meno evidente, però anche lì se fai ranuncoli tutti gli anni bisognerebbe pensare magari di intercalare con altre cose dentro, anche perché questo concetto di monocultura, magari un'azienda che fa 10.000 metri della stessa cultura sempre non rientra in un concetto giusto di biodiversità, quindi microrganismi patogeni si instaurano all'interno molto più facilmente. Bisognerebbe utilizzare le rotazioni, gli avvicendamenti culturali e consociazioni, quindi anche le consociazioni con piante, c'è tutto uno studio dietro che dicono quella fa bene a quell'altra, reprime magari organismi patogeni per quella pianta. I sovesci, come vi dicevo, servono per apportare sostanza organica. Tra l'altro quando voi seminate un sovescio, la stessa erba che nasce sotto gli ulivi può essere considerata un sovescio. Quelle radici di quelle piante vanno sotto e scavano, sopra ci vanno microrganismi di vario tipo che magari voi anche aggiungete, come il tricoderma, micorrize, e si scambiano micorrize l'uno dall'altro. Quando muoiono queste radici sotto, lasciano, a parte che lasciano dei buchi, ma vengono mangiate da microrganismi del terreno, quindi si instaura tutta una grande vita. Quando a noi il dare il glifosate, il Roundup sotto le piante non è una cosa che fa bene neanche alle piante, le indebolisce, poi non possiamo andare a parlare mi prendono una mosca, sono piante deboli, la prenderanno anche di più questa mosca e ti prendono anche un sacco di accidenti, poi dopo devi dare del rame perché ti prendono funghi e roba del genere, ma lo sbaglio è dare qualcosa che uccide la vita vegetale lì sotto. In più non ci sono più tutta questa vita nel terreno, perché quelle sostanze entrano nel terreno, sono tossiche. Comunque, ad esempio, il glifosate ha un metabolita che si chiama AMPA, che è ancora più velenoso del glifosate stesso. E in questi sovesci, quindi, servono come nutrimento sia la parte vegetale sopra che si sfalcia, e sia la parte radicale sotto, che quando viene mangiata e trasformata dai vari organismi lascia un terreno molto soffice. I terreni andrebbero lavorati sempre in maniera molto superficiale, non rivoltare. Rivoltare la zolla vuol dire sterilizzare i terreni, quel vangare l'orto vuol dire sterilizzare i terreni. A quella maniera lì poi manca il nutrimento e devi aggiungerci i concimi di sintesi, poi va a finire in un pasticcio. Perché? Intanto lo strato fertile del terreno, come è giusto che sia, al massimo è una spanna, non va più in giù. In quella spanna, mani man che scendi, cambia la flora microbica, che è diversa. Ci sono in superficie microrganismi che lavorano con più presenza di ossigeno, più vai sotto meno ossigeno c'è, ci sono microrganismi che lavorano meno presenza di ossigeno, non li può rivoltare sottosopra. Anche il fatto, se si prende dei vegetali o del letame e si interra a 40 cm di profondità, quello lì sotto marcisce, non si decompone. Fra l'altro produce quel metano che attira gli insetti, perché magari noi non sentiamo l'odore ma vengono attirati. Quindi le lavorazioni devono comunque essere sempre superficiali. Un leggero interramento della sostanza organica ci sta bene, ma non devono essere basse. Fra l'altro si risparmia anche tempo e fatica a quella maniera lì. La pacciamatura vegetale, mettere 5 cm di pacciamatura vegetale sulle superfici, ad esempio nella mia azienda che il 90% è floricolo e il 10% è verdura, sul floricolo specialmente abbiamo pacciamatura ovunque. Quella lascia uno strato, dopo un po' di tempo che l'è messa, con questi processi rigenerativi, si vede che a contatto con la superficie del terreno, il terreno è scuro, perché vengono prodotti un sacco di acidi umici che sciolgono e nutrono le piante, fanno un effetto incredibile. Quindi, fra l'altro, la superficie del terreno Steiner la considerava come fosse il diaframma dell'uomo, è qualcosa che serve a far passare nella maniera giusta aria, gas ed acqua. E deve essere, la pacciamatura aiuta tantissimo questo processo.
In più viene trattenuta di più l'acqua nel terreno, questo vuol dire che ci sono ristagni. Se hai humus nel terreno, il problema dei ristagni non ce n'è, hai più acqua ma hai anche più aria. E le irrigazioni, quelle a goccia, non sono fatte bene. La natura ha sempre bagnato con la pioggia, noi dobbiamo cercare di utilizzare il sistema della natura, quindi bagniamo tutta la superficie in modo che quella pacciamatura venga anche digerita, perché questi microrganismi lavorano nell'umido, non nel bagnato ma nell'umido. Se tu vuoi che sia batteriostatico, cioè che non vada avanti i processi biologici dei microrganismi, lo lasci secco. E anche sono tecniche che si usano anche per la conservazione dei cibi, no? Lessiccare i cibi. E allora anche lì, se tu hai una pacciamatura che rimane sempre asciutta, quella è difficile che si trasformi, ci puoi fare quello che vuoi. Quando vai a bagnare devi bagnare tutta la superficie, contando anche che ad esempio sotto l'olivo le radici che si nutrono arrivano fin sotto la chioma. Te non puoi bagnare lì vicino al tronco perché pensi che le radici sono lì e le altre in giro il nutrimento lo prendono anche loro, quindi per riuscire ad assimilare quella pacciamatura devi riuscire a bagnare tutta la superficie. Se proprio si deve fare del diserbo, io lo intendo per le strade, si possono utilizzare delle tecniche, le strade di cemento, asfaltate, ad esempio il pirodiserbo, si usano dei particolari cannelli montati alla fine di un tubo con dietro una bombola dove tu passi a una certa velocità, che è una cosa sostenibile, appassisci l'erba che poi va a seccare. Oppure ci sono sostanze naturali come l'acido pelargonico, che è quello dei gerani, contenuto anche nei gerani, che si possono usare. In un'agricoltura naturale dove nel terreno è presente humus, perché sennò non funziona il sistema, è utilissimo l'uso dei calendari, che si basano su concetti da sempre presenti che ha rinnovato Rudolf Steiner, perché gli effetti sulla terra, e lì andiamo un po' troppo sullo spirituale, ma vengono dati anche dagli astri che abbiamo intorno. Quindi non è l'oroscopo di branco, ma l'oroscopo di branco e quelli che si vedono oggi si fondano su concetti reali che antiche civiltà come quelle greche, i filosofi greci già li sapevano tutti, avevano molto ben presente, per cui gli astri e le influenze, pensiamo alla Luna, danno certi impulsi sulla Terra che si possono sfruttare a proprio vantaggio. Ci sono due tipi di calendari che io seguo, uno è quello di Maria Thun, che ha fatto delle prove per vedere l'influenza dei vari astri come girano, specialmente della Luna, e l'altro è il calendario biodinamico di Paolo Pistis, un biodinamico che lavora molto bene nella zona dell'Emilia Romagna utilizzando anche microrganismi effettivi. Poi quando si usano delle sementi, non è il caso dell'olivo, però bisognerebbe andare a cercare delle sementi che sono state migliorate in maniera sensata. Ad esempio i grani che usano vengono selezionati in base alla facilità di industrializzazione. Il grano alto 1,50 m gli dà fastidio alle miti trebbie perché diventa difficile. Fra l'altro i grani antichi coltivati in maniera naturale di 1,50 m li vedete che stanno dritti. I grani antichi coltivati con concime NPK sbilanciano l'azoto, perché la cosa che fa l'agricoltore, la prima di tutte, è sbilanciare l'azoto e usare azoto chimico morto. A quella maniera lì si afflosciano e quindi hanno un problema di allettamento. Cosa hanno pensato? Facciamoli facilmente macchinizzabili, in modo che facciamo un grano alto 50 cm. Se voi volete vedere il grano, se prendete un po' di semi di grano e li seminate, lo vedete poi che tipo di grano è, se è di quelli antichi che vengono alti oppure di quelli bassi. A quella maniera lì c'è anche un minore sviluppo radicale, perché le radici riflettono quello che è fuori. Un grano alto 1,5 m avrà delle radici che vanno in profondità, con micorrize e microrganismi vari, assorbe molto più nutrimento che non un grano basso. Poi il grano basso di taglia di 50 cm, come lo fanno? A parte modificato geneticamente al giorno d'oggi, ma anche modificato con le radiazioni, cioè hanno dato delle radiazioni ionizzanti a un grano che era il senatore Capelli, hanno creato il creso, che è una varietà alta 50 cm. Loro hanno visto che era 50 cm, c'era una bella spiga, usiamo quello. Sì, però
Avrà modificato solo la statura del grano o avrà modificato le caratteristiche organolettiche di quel grano? In più tu ci vai a dare dentro dei concimi chimici di sintesi, magari già applicati intorno al chicco come concimi NPK, cosa ottieni? Ottieni che siamo un mondo pieno di celiaci intolleranti a farine varie, quindi la qualità anche delle sementi è molto importante. Ci sono ditte che hanno sementi biologiche e biodinamiche come Sativa o Arcoiris, costano un po' di più, ma tu le vai a comprare, poi la cosa che devi fare, come facciamo noi nell'orticoltura, è utilizzare il più possibile i semi prodotti dalle tue piante, perché vengono prodotte in quel posto lì dove vai a ricoltivarle, naturalmente non nello stesso appezzamento ma seguendo dei concetti di rotazione, saranno molto più adatte all'ambiente, molto più robuste. Poi se naturalmente in qualche caso devi finire una fila, le piante le puoi anche andare a comprare, però ci sono piante che lavorano meglio con l'humus, che sono semi antichi, e piante che invece con l'humus non ci lavorano tanto e sono state selezionate perché sopportano il più i concimi chimici di sintesi, quindi bisogna tener conto anche di quella cosa lì. Allora, quindi perché fare agricoltura ecologica non convenzionale? Perché il cibo che si produce è più sano e più nutriente. Anche Ippocrate ne ha dette di cose, poi adesso anche i medici fanno il giuramento di Ippocrate, magari non ascoltano quello che ha detto in passato, però chi non conosce il cibo non può capire le malattie dell'uomo, perché è da lì. Tutti, anche i medici al giorno d'oggi, fanno presente, come Maurizio Grandi di Torino ha fatto una conferenza poco tempo fa sull'aloe a Ventimiglia, faceva presente che la salute dell'uomo dovrebbe essere messa in mano, e come diceva Ippocrate, in mano al contadino. Il contadino è quello che produce cibo, se lo produce in maniera sana, l'uomo è sano, c'è poco da fare. Invece al giorno d'oggi, con un'agricoltura che non produce cibo sano, fate quello che volete, la società ce l'avete davanti agli occhi tutti quanti come funziona. Ad esempio, ci sono vari studi, ma siccome l'ho fatta ieri pomeriggio questa presentazione ce l'ho messo pochi, ma nell'agricoltura convenzionale le piante hanno meno nutrienti a causa della colonizzazione molto minore delle radici, e poi un sacco di altre questioni che vi ho enunciato. Ad esempio, il Ministero della Salute inglese ha detto che c'è una riduzione dei nutrienti in frutta vegetale dal 36 al 91, meno 76% di rame, meno 46% di calcio, meno 27% di ferro, 24% di magnesio, 16% di potassio, dati della FAO. Anche ad esempio il Ministero dell'Agricoltura statunitense ha detto che il cibo ha circa il 30% di meno di nutrienti al giorno d'oggi. Per la qualità del cibo, non solo questi sono sotto il punto di vista ponderale delle sostanze che si trovano dei nutrienti dentro, ma ci sono anche i livelli energetici del cibo che non sono da sottovalutare, anche se sono argomenti un po' astratti per la gente normale. Infatti ci sono metodi scientifici, ad esempio quello della dottoressa Lucetta Betti dell'Università di Agraria di Bologna, che si chiama DEM, Droplet Evaporation Method, vuol dire metodo dell'evaporazione della goccia, per vedere la qualità di questi elementi, e si trova anche nella cristallografia sensibile biodinamica. Prendono un'acqua estremamente distillata, ci mettono dentro per esempio i grani che vogliono misurare, poi prendono una goccia e lo mettono su un vetrino e osservano l'evaporazione e fanno foto di continuo. È un metodo scientifico, quindi riconosciuto, è uno studio fatto molto bene, scientificamente approvato. A cieco, cioè non sapendo quali sono i campioni, prendono delle produzioni biologiche, biodinamiche e convenzionali. Nell'88%, 90% dei casi beccano da dove arriva quella produzione, contando che ci sono biologici e biodinamici che bisogna vedere se lo fanno nella maniera corretta, anche se sono certificati, vuol dire che ha un elevato, è molto probante, è molto esatto come metodo. Praticamente durante l'evaporazione di questa goccia i residui che ci rimangono su questo vetrino, peccato che non ci ho messo le foto se no si capiva benissimo, in quelli convenzionali sono puntini sparsi, invece in quelli biologici biodinamici hanno un disegno tipo cristallo di neve, sono disegni molto belli. Quindi già da solo da quella cosa lì, scientificamente provato, si capisce le proprietà energetiche dei cibi e il metodo di coltivazione quanto sia importante. Per avere un'idea di quanto male fanno
i vari pesticidi, biocidi che si usano in agricoltura convenzionale, c'è uscito adesso un rapporto RISPA, giunto a aprile 2016, sulla contaminazione da pesticidi e i loro metaboliti, perché bisogna anche contare in che cosa si trasforma quel pesticida nel tempo e quanto tempo ci mette, nelle acque superficiali e quelle profonde. Trovati residui nel 73,4% di quelle superficiali, ci sono punte di 90% in Umbria e 95% in Toscana, quindi vuol dire che nelle acque superficiali trovi residui di pesticidi. Nel 31,7% di quelle profonde, in Lombardia 50%, nel Friuli 68,6%, in Sicilia 76%. Non hanno dato, e hanno preso tanti campioni, vuol dire che si trovano sostanze di sintesi giù in profondità nelle acque di falda. Sono state trovate 224 sostanze diverse, e gli anni passati erano 175 nel 2012, quindi c'è un aumento di numero di molecole chimiche di sintesi trovate. Gli erbicidi sono le sostanze più pervenute, anche perché si spruzzano sul terreno, si usano in grosse quantità. Poi vi dico, in Italia non è consentita la produzione, adesso ho finito, la coltivazione con OGM, ma se tu contadino prendi una semente OGM resistente al glifosate, perché vuoi che non ci nasca erba lì in mezzo, quanto glifosate ci spruzzi di sopra? Quindi si usa a quantità molto maggiori che non negli altri momenti, che non con coltivazioni non resistenti ai pesticidi. Allora, gli erbicidi nelle acque superficiali, la percentuale di punti contaminati è aumentata del 20%, e quelle sotterranee del 10% dal 2003 al 2014. Lo stesso studio avverte che anche in piccole dosi i biocidi, cioè i pesticidi, sono dannosi. Per cui, come vi dicevo, i problemi dell'attuale agricoltura sono cominciati nel 1828, anno in cui fu sintetizzato artificialmente il primo composto organico, l'urea, da Friedrich Wöhler, impiegando esclusivamente reagenti inorganici. Successivamente l'industria chimica di sintesi produsse nitrati che, oltre ad essere impiegati nell'industria bellica, furono spinti anche per l'uso in agricoltura, e lo sono anche oggi. Seguirono pesticidi vari, sempre derivati dal petrolio. Una domanda da farvi: ma prima di questa data come coltivavano i contadini se non erano presenti queste sostanze? Io vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato, spero di non essere stato lungo. Avete sentito Fabrizio? Avete sentito? E questa è solo una piccola parte di quello che si potrebbe dire, vero Fabrizio, su tutto questo. Proprio per questo abbiamo pensato come associazione a un corso, proprio perché in un'ora e mezzo non si può dire tutto, proprio perché immagino che ci siano moltissime osservazioni e richieste, così ci siamo pensati come associazione un corso non lunghissimo di 3 incontri, per iniziare intanto, poi da cosa nasce cosa, in cui si potranno in questi 3 incorsi approfondire le varie cose, partendo di nuovo da un'introduzione e una specifica all'agricoltura naturale, passando per i microorganismi, e poi potremo finire con la biodinamica. L'amico qua Fabrizio sarà sicuramente parte in causa, ha altri amici, diciamo, perché non sono altro che nostri amici, che poi verranno a spiegarci ed insegnarci, a condividere più che altro queste conoscenze.